dell'esercito. Il profeta porta le parole del Signore parlando di un nuovo patto, non più il patto fatto con Abramo, ma un patto fatto con quelli che saranno figli di Abramo per la fede, per tutti noi. Un patto in cui la sua legge sarà iscritta nel nostro cuore. E noi viviamo su questo nuovo patto, che possiamo essere capaci di capire, di comprendere, di sentire, di ascoltare le parole dello Spirito Santo che agisce in noi, che possiamo essere capaci di mettere in pratica questa legge che è il nostro cuore. Preghiamo per iniziare il Signore. Grazie Padre perché un'altra volta ci hai dato l'opportunità di riunirsi come Chiesa per adorarti, per servirti, per offrirti tutto, Signore. Che possiamo dimenticare per 1 o 2 ore i nostri problemi, le nostre difficoltà e dedicare questo momento soltanto a te, Signore. Ascolta le nostre preghiere, ricevi la nostra adorazione, Padre, e parla il nostro cuore. In nome di Cristo Gesù. Amen. Buonasera a tutti. Alziamoci in piedi per il nostro momento di lode e di adorazione.
Signore, mi dai
legarci al tuo sacrificio, a quello che tu hai fatto per noi, Signore, per renderci la possibilità di essere liberi, Signore, e liberi dal peccato, liberi da qualsiasi controllo Satana, Signore. E quindi, Padre, che noi possiamo apprezzare in questo momento il sacrificio che tu hai fatto per noi, che possiamo riconoscere e rendere onore a tutta la sofferenza che Cristo ha dovuto passare a causa nostra. Non saprei quali altre parole descriverlo, Padre. Penso sia un gesto indescrivibile quello che Gesù ha fatto. Nessuna parola penso potrà mai rendere l'idea. Ma sappiamo che ha sofferto tanto, è stato maltrattato, è diventato maledizione per poterci salvare, Signore. Questo non è sicuramente da poco. A volte ci dimentichiamo che Lui ha fatto tutto questo, a volte diamo per scontato che Lui ha versato il suo sangue, ha sofferto fisicamente, mentalmente. Tutto questo per salvare una persona come me, come noi. Salvare persone imperfette che continuano a sbagliare di continuo. Ma nonostante ciò tu ci ami, continui ad amarci, nonostante ciò tu sei un ottimo Padre per ognuno di noi. E possiamo solo essere grati e felici di tutto questo, Signore. Come minimo dobbiamo essere sicuri che tu sei il nostro unico Salvatore. Come minimo. A volte neanche questo riusciamo a fare. Signore, che noi questa sera possiamo inginocchiarci alla tua croce, dove Cristo è stato inchiodato, ha versato il sangue, e possiamo inginocchiarci davanti a questo sacrificio, davanti a questa dimostrazione d'amore. E che possiamo riconoscere quanto miseri siamo davanti a tutto ciò. Che questo possa essere il momento di redimerci da tutti i nostri peccati, redimerci di tutto ciò che siamo, da tutta la malvagità che risiede in noi. Con questa consapevolezza che possiamo accettare il tuo amore, accettare la tua presenza nelle nostre vite, accettare che sei il nostro Salvatore. Padre, riaccendi questa fiamma in ognuno di noi, che il tuo Spirito Santo possa bruciare dentro di noi, che possa ardere. So che non meritiamo chiedere una cosa del genere. Ma ti prego, Paolo, siamo qua riuniti, i tuoi figli siamo qua riuniti per te, per sentire la tua presenza nelle
che la tua potenza possa diventare una certezza delle nostre vite, che la tua sovranità possa diventare speranza in noi e non un motivo per incolparti di quello che ci succede.
ringrazio per averci adottati, Signore. Ti ringrazio per averci dato il tuo nome, per averci definiti figli tuoi, Signore. Ti ringrazio per tutto, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Buonasera ancora. Ragazzi. Buonasera. Buonasera. Grazie. Aprite le vostre Bibbie. Galati, capitolo 3, dal 15 al 18. Galati 3, dal 15 al 18. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlano di una sola dice, e alla tua progenie, che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Preghiamo. Signore, in questo momento vorrei chiederti di parlare al nostro cuore, Signore, che il tuo Santo Spirito possa permetterci di non solo ascoltare, ma a capire i tuoi insegnamenti, Signore. Parlano questa sera, in nome di Gesù. Amen. Come abbiamo già visto, il breve contesto della lettera ai Galati, una lettera che parla soprattutto della salvezza attraverso la fede e nient'altro. I capitoli 1 e 2 abbiamo visto che Paolo cerca di difendere il suo ministero apostolico e adesso nei capitoli 3 e 4 di difendere propriamente la salvezza attraverso la fede, cioè è il nucleo, si dice così, della lettera ai Galati. E nel versetto 15 Paolo fa un paragone tra la promessa di Dio fatta ad Abramo e a un testamento, un contratto tra due persone. Un esempio. Il versetto 15 dice: fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini, quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Chi di voi ha già firmato un contratto? Alzate le manine. Pochi ancora. Di sicuro arriverà un momento in cui dovete firmare un contratto. Io ho già firmato alcuni, soprattutto di mutui, oppure un contratto di servizio o tanti altri. Ho firmato anche un contratto di matrimonio, perché sì, è un contratto. Io e Camilla, quando ci siamo sposati, abbiamo firmato questo contratto che, anche se ha un nome diverso, non è altro che un contratto. E in questo contratto diceva che tutto quello che sia io che Camilla avessimo prima del matrimonio, quello che io avevo prima del matrimonio, in caso di divorzio,
continuerebbe a appartenere a me, quello che avevo a lei appartenerebbe a lei. Però da quel momento in cui abbiamo firmato il nostro atto di matrimonio, tutto quello che venissimo a acquisire da lì in poi sarebbe in clan, e in caso di matrimonio dovrebbe essere diviso 50-50. E un contratto, anche un contratto umano, un contratto civile, non può essere cambiato da una parte sola. Cioè, io non posso andare da un giudice o da un ufficiale del comune e dire: guarda che forse non vorrei condividere proprio tutto quello che abbiamo acquisito insieme. Non posso. Innanzitutto Camilla dovrebbe essere d'accordo. Poi c'è tutta una procedura legale da compiere per far che questo contratto cambi. Esistono contratti che possono essere cambiati unilateralmente, si può dire così? Sì? Ma questi non sono contratti fatti tra due persone. Quello che Paolo sta dicendo è che il contratto che ho firmato con Camillo e il contratto che, se avete firmato già un contratto con qualcun altro, non può essere annullato o cambiato a meno che sia da comune accordo. Giusto? Queste situazioni invece che si possono cambiare in modo unilaterale, di solito si tratta di contratti fatti da una persona e un'azienda, qualcuno che offre un tipo di servizio. Se utilizzate, e sicuramente utilizzate, i social, potete vedere ogni tanto che compare quei messaggi di aggiornamento delle policy, che non è altro che un cambiamento del contratto, che non ti chiedono se sei d'accordo, nel senso a te sta bene questo, vuoi cambiare qualcosa? No, loro dicono è cambiato, o tu accetti, oppure si blocca tutto e non riusciamo a utilizzare i nostri social. La banca fa lo stesso, riceviamo delle piccole segnalazioni sul telefonino, sull'applicazione della banca, e andiamo a guardare che i regolamenti, i termini dei contratti sono cambiati e non c'è neanche, nel caso della banca non c'è neanche un accetto, è cambiato e basta, tu non puoi fare niente. Non sempre questi cambiamenti sono legali, a volte è un cambiamento forzato da una parte. Vi racconto una piccola storia. Nel 2010 più o meno, chi era già nato nel 2010? Almeno buona parte di voi. Nel 2010 era appena iniziata la tecnologia 3G, ma non è una G che di internet, però 3G, tecnologia 3G, sei telefonini, era appena iniziata questa tecnologia, però praticamente non avevano gli smartphone sul mercato. E io ho avuto il mio primo iPhone per il 2010 più o meno, e la TIM, che conoscete bene, un'azienda italiana ma che opera anche in Brasile, ha fatto un'offerta a 50 centesimi di reale al giorno, che in quel periodo lì, se facessimo la conversione, sarebbe più o meno 20 centesimi di euro al giorno, e paghi solo se utilizzi l'internet quel giorno. Se passi 24 ore senza utilizzare non paghi neanche. Per 20 centesimi di euro al giorno si poteva utilizzare l'internet in modo illimitato, senza limite di dati. Era poco, ma nessuno aveva gli smartphone. Io sì, ho fatto subito, accettato l'offerta della team, e solo per farvi capire, non avevamo neanche internet a casa in famiglia. Arrivavo a casa, arrivavo dal lavoro, insomma io e lei, condividevo i paccoti di dati, e anche il Netflix sulla TV che guardavamo era tutto a posto, ottimo, per 20 centesimi di euro al giorno. Nel 2015 più o meno la cosa è andata avanti, perché questa offerta era legata al numero di telefono, un numero questo che non
ricevuto delle offerte di persone che volevano comprare il mio sì, perché ormai nel 2015 si pagava 40-50 euro per avere un'offerta come i dati, non c'erano neanche questi a dati limitati come avevo io, quindi erano limitati, si spendeva troppo in quel momento lì. Ma io, no, questo era il mio tesoro, il mio segnalativo. Nel 2015 hanno annullato il mio contratto senza dire assolutamente nulla. Ho ricevuto un messaggio dicendo la sua offerta è stata annullata e grazie per il suo tempo insieme a noi. Cosa che era proprio contraria alla legge. La legge non permetteva questo tipo di azione. E per questo ho fatto causa latina. E ho perso. Ho perso perché il giudice ha avuto invidia della mia offerta. L'ha detto proprio lui, la tua offerta era troppo buona, anch'io vorrei avere un'offerta così. La mia risposta è stata, è ovvio, altrimenti non avrei fatto causa a loro. E la sua risposta, la sua replica è stata, qualcuno deve perdere, questa volta sarai tu. Ed ecco, hanno annullato il mio contratto. Anche il giudice mi ha dato ragione, anche se era contrario alla legge. E quello che Paolo sta dicendo è, se almeno dovrebbe essere rispettato un contratto fatto tra due persone, noi abbiamo una promessa che è stata stabilita da Dio, un Dio che non cambia, un Dio che non cambia idea. E in questo caso abbiamo in Lui sia la sicurezza della sua promessa, sia la sicurezza o la certezza del compimento della sua promessa. E è di questo che sta parlando Paolo. Nel verso 16 continua. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. E qui il proprio Paolo fa quello che chiamiamo l'esegesi del testo. Proprio Paolo cerca di arrivare al significato originale del testo, di quello che l'autore voleva trasmettere. E lui dice che Dio non ha detto alle sue progenie, quando ha fatto la promessa ad Abramo, nel plurale, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice che alla tua progenie, che è Cristo. Paolo dà il significato di quello che Dio aveva parlato ad Abramo. Il testo che Paolo cita, anzi non è un unico testo esatto, ma un insieme di testi trovati soprattutto nel libro del Genesi, ma c'è uno in speciale che è Genesi 22, 18, che dice così: tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai obbedito alla mia voce. Questa è la promessa di Dio fatta ad Abramo nel Genesi. E Paolo ha detto in modo molto chiaro che questa promessa puntava a Gesù Cristo. Questa progenie in cui tutti sarebbero benedetti si trattava di Cristo Gesù. La promessa non apparteneva esclusivamente a una etnia, a un popolo. Il vero erede era Gesù Cristo e tutti coloro che sono era Gesù Cristo e tutti coloro che sono in Lui. Essendo in Cristo Gesù diventiamo anche noi partecipi di questa promessa, di questa eredità. Paolo usa proprio non il termine contratto, che è lo stesso, ma usa la parola testamento, perché ogni testamento c'è uno erede, qualcuno a cui quel testamento lì offre tutte le condizioni accordate, che riceve un beneficiario di quell'accordo lì. E questo beneficiario era questo Gesù e tutti coloro che sono in Lui. La settimana scorsa, mi pare, 2 settimane fa, abbiamo visto i versetti 7 e 8, anzi da 7 a 9 della lettera ai Galati, che dice così: riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo.
La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con i credenti Abramo. Proprio questo di cui abbiamo appena parlato. Tutti coloro che hanno fede diventano figli di Abramo attraverso la fede, per conseguenza diventano partecipi di questa benedizione. In Lui, in Cristo, saranno benedette tutte le nazioni. Il versetto 17 dice così: ecco quello che voglio dire, un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato, in modo da rendere vana la promessa dalla legge, sopraggiunta 430 anni più tardi. Cioè, la promessa era già stata fatta, la legge è venuta 430 anni dopo, e questa legge non c'è una validità, diciamo, più grande, non può sovrascrivere, si dice così, la promessa fatta. La promessa rimane ancora vigente anche se poi ci è stata data la legge. La legge di Mosè, proprio quella legge che i Galati in quel momento lì cercavano di ristabilire, cercavano di portare portare dentro la Chiesa, facendo che tutti dovessero rispettare come se fosse una cosa ancora valida. La legge aveva il suo scopo, è stata data a Mosè per un scopo molto preciso, che non è mai stato quello di portare il popolo alla salvezza, anzi, lo scopo della legge era quello di rivelare il peccato, rivelare la nostra o la loro incapacità di ubbidire pienamente. Questo è il compito della legge. La promessa invece è di tutto diversa. Se la legge rivela la nostra incapacità di obbedire, la promessa rivela la grazia di Dio su di noi. Spurgeon, il principe dei predicatori, costumava dire che la promessa era come un titolo di proprietà del cristiano, e la legge è soltanto un custodio che ci mostra che non possiamo pagare per quella proprietà. Cioè, la proprietà c'è e la legge è lì solo per dimostrare la nostra capacità di aver diritto a quella proprietà. E se questa promessa punta a Gesù Cristo, come dice Paolo, se è Lui questo erede, vuol dire che questa eredità è gratuita. Bene? Se è Cristo Gesù l'erede di questa promessa, vuol dire anche che questa promessa è gratuita a tutti noi. Non dobbiamo, tra virgolette, spegnere, non dobbiamo spegnere nulla o non dobbiamo fare nulla di più. È completamente gratuita. Non serve la legge, non serve un manuale di istruzione per essere meritevoli di questa promessa. Gesù ci offre ogni giorno la partecipazione. La promessa considera la grazia di Dio e la fede, mentre la legge considerava gli uomini e le loro opere. E il Vangelo non è su cosa possiamo o non possiamo fare. Ho detto l'altra volta che ho predicato, il libro di Galati o la lettera di Galati ai Galati è quella che combatti, forse quella che più combatti, come si dice quando ci sono delle regole di seguire, si impone le regole alle persone. Legalismo è quella che più combatti il legalismo. Cioè, Paolo sta dicendo, Galati o ragazzi, non serve seguire un manuale di istruzione, non c'è un sacco di cose che dovete fare per essere meritevoli della grazia di Dio.
non serve a nient'altro, è solo attraverso la fede. Basta credere in Cristo Gesù e riceverete tutto quello che vi serve. È comune, soprattutto era comune in quel periodo lì con la legge, ma è molto comune fino ad oggi delle chiese che impongono le regole alle persone, che fanno che questo Vangelo diventi pesante, difficile, soprattutto a volte per i giovani, che guardano, ma io sono costretto a seguire un certo stile di vita, è difficile, è arduo, c'è questa parola, è arduo, non so se ce la faccio, non so se riesco, ma non è proprio questo il modo di ragionare. Il Vangelo non riguarda esattamente quello che possiamo o non possiamo fare, ma riguarda il nostro cuore. Le nostre attitudini devono riflettere Cristo, non perché seguiamo un manuale di istruzione, ma perché troviamo la piena soddisfazione in Cristo Gesù. Avete capito il concetto? Sì? No? Io non decido di obbedire per meritare o perché sono costretto a farlo. Io obbedisco con gioia, io obbedisco perché voglio fare, non perché qualcuno mi ha detto di fare. Ah, Giulio, ma mi piace frequentare certi locali, mi piace forse vestirmi in un certo modo, mi piace parlare di certe cose in un certo modo, e so che tutto questo è sbagliato. Quello che posso dirvi è che quanto più vicino, più reale e più profondo è il nostro rapporto con Dio, meno queste cose avranno impatto su di noi. Quanto più soddisfazione troviamo in Gesù, meno soddisfazione troveremo nelle altre cose. Quindi io non decido di non fare queste cose, di cambiare vita per seguire il manuale, io decido di farlo perché queste cose perdono un senso per me. Ah, Giulio, ma io non voglio lasciare queste cose danno ancora un senso per me. Ok? Quello che posso dirvi è che in questo caso, molto probabilmente, non avete ancora preso una decisione veramente insieme a Gesù, non avete ancora aperto il vostro cuore a Cristo Gesù e riuscite a pensare soltanto nei vostri desideri. Quando noi, io, Miguel, Samuele, qualcuna delle coppie, il pastore, una persona più anziana, arriva da voi e vi esorta in qualche modo, vi esorta riguardo al vostro atteggiamento, vi esorta riguardo a qualcosa che avete fatto, che hanno sentito su di voi, oppure vi esortano per come magari siete vestiti. Non lo facciamo perché vogliamo imporre delle regole, lo facciamo per dimostrare, per farvi capire che c'è ancora qualche aspetto della vostra vita che serve cambiare. Ma non siamo qui per costringervi a cambiare. Non siamo noi i responsabili per farvi cambiare. L'unico che farà questo è lo Spirito Santo agendo su di voi. E non, quando capiterà, non serve che qualcuno vada da voi a dire. Il percorso naturale è che voi proprio, voi stessi, piano piano, iniziano a cambiare atteggiamento. Di nuovo, non perché qualcuno vi ha proibito di farlo, ma perché avete capito cosa importa e cosa non importa. Avete capito che la vera soddisfazione è soltanto in Cristo Gesù. Le altre cose servono soltanto per cercare di riempire i vuoti nel nostro cuore, ma che sono sempre temporanei. Dopo un po' questo se ne va e dobbiamo cercare qualcos'altro, dobbiamo fare di nuovo, dobbiamo fare qualcos'altro, cercare qualcun altro.
E noi continueremo a pregare per voi, continueremo a pregare, continueremo a predicare, continueremo ad esortare queste serve. Di nuovo, non per imporre qualcosa a voi, non per imporre delle regole, ma in amore, perché sia io, sia Miguel, sia il pastore Caio, noi impariamo ad amare e vogliamo soltanto i vostri beni, anche se capiamo che magari quando diciamo certe cose non vi piace, non prendete per bene, lo facciamo sempre in amore e continueremo a farlo, continueremo a puntare i problemi del peccato. Questo è il nostro dovere. Se non hai ancora capito questo, non hai ancora capito il prezzo che Gesù ha pagato sulla croce. È solo lo Spirito Santo quello che ha il potere di cambiarvi, ha il potere di convincervi della verità, della giustizia e del giudizio. Non noi. Non sarà mai per imposizione, ma cercheremo sempre di farvi capire cosa è sbagliato e cosa non lo è. Il versetto 18 dice: perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa, la nostra benedizione, la grazia che riceviamo è attraverso la promessa di Dio fatta ad Abramo, promessa questa che non cambia. Ma se in Gesù la promessa fatta ad Abramo è già stata compiuta, è questo che dice Paolo, in lui è anche stata inaugurata una nuova promessa o un nuovo patto, una nuova alleanza. E questa alleanza troviamo nel libro di Geremia, capitolo 31, dal 31 al 33, che è il testo che abbiamo letto prima di iniziare il nostro culto. Dal 31 al 33 dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che fece con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, la legge, patto che essi violarono sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Se consegniamo veramente la nostra vita a Dio, se consegniamo la nostra vita a Cristo Gesù, diventiamo anche noi discendenze di Abramo per fede, diventiamo anche noi partecipi di questa promessa e avremo anche noi la legge scritta sul nostro cuore. E cosa vuol dire avere la legge scritta sul nostro cuore? Significa che io non deciderò di ubbidire perché c'è una legge che mi costringe, io non deciderò di ubbidire per paura del giudizio, io non deciderò di ubbidire perché qualcuno in chiesa mi chiese di fare, io deciderò di ubbidire perché ho consegnato la mia vita a Cristo Gesù. Io deciderò di ubbidire perché capisco il prezzo che Lui ha pagato sulla croce. Io deciderò di ubbidire perché riconosco che è Lui il mio Signore e Salvatore. Io deciderò di ubbidire perché il suo Santo Spirito ora abita in me e è Lui che mi capacita a fare queste cose, a seguire questa legge che ora è dentro il mio cuore, non per l'obbligo, ma perché vorrò farlo. Ho deciso di obbedire a Lui perché in Lui ho trovato tutto quello che mi serve. Il Salmo 23 inizia con: il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà.
Forse ho già detto questo una volta qui. Ripeto, questo nulla meno che ha, se torniamo all'originale, il senso lì della frase è: di nulla sentirò mancanza. Cioè, il Signore non vuol dire il Signore è il mio pastore e mi darà tutto quello che vuole, ma il Signore è il mio pastore e ho già ricevuto tutto quello che mi serve. Non sento mancanza di nulla. È questo che vuol dire avere la legge di Dio nel nostro cuore. Se non avete ancora fatto, magari stasera anche tu puoi scegliere di avere la vita trasformata dallo Spirito Santo. Anche tu puoi scegliere di prendere una decisione e cambiare, non per l'opera, ma per quello che Gesù ha fatto al posto nostro. Anche tu puoi prendere la decisione di riflettere la gloria di Dio attraverso la tua vita, non per l'opera, ma per grazia. Grazia che abbiamo già ricevuto in Cristo Gesù, nostro Signore. Preghiamo. Padre, ti prego, Signore, che il tuo Santo Spirito possa cambiare il nostro cuore, Signore. Che possiamo essere più vicini a te, che possiamo riflettere la tua gloria, Signore, che le persone accanto a noi possono guardarci e capire che siamo diversi, che siamo figli tuoi. Aiutaci, Signore, aiutaci ad avere una vita che ti gradisce. Aiutaci a vivere una vita in santità. Aiutaci a essere tuoi servi, Padre. Abbiamo la sicurezza, la certezza che tu non cambierai mai, Signore, che tu porterai le tue promesse fino alla fine, che queste promesse possono essere realtà delle nostre vite, Padre, che possiamo vivere queste promesse. Grazie, Signore, grazie perché un giorno tu hai inviato il tuo Figlio per soffrire al posto nostro, per portare su di sé il peso del nostro peccato, per portare su di sé la maledizione che dovrebbe ricadere su di noi, Signore. Grazie perché in Lui possiamo avere di nuovo comunione con te, Signore. Grazie perché tu hai inviato il tuo Santo Spirito affinché noi potessimo avere la forza di combattere contro i nostri desideri peccaminosi della nostra carne, Signore. Grazie, Padre, in nome del tuo Figlio amato Gesù. Amen. Iniziamoci in piedi.
Potete sedervi, avvisi molto veloci. Stasera purtroppo non avremo i piccoli gruppi, scusate. Primo avviso, il nostro campeggio, se non avete fatto ancora la vostra iscrizione, fate dal 22 al 24 maggio all'albergo Pineta a Nevegal. Bene? Dal 22 al 24 maggio, 130 euro. Se volete fare la vostra iscrizione, cercatemi subito dopo il culto o domani, o iscrivetemi e vi do tutte le informazioni che vi servono. Ok? Compleanno della Chiesa domani, il 29, culto alle 10:30. Il pastore Caio vi chiede se è possibile di arrivare un po' prima, perché saremo riuniti in tutte le chiese, tutte le sedi, tutte le sedi. Saremo qui, quindi se potete arrivare un po' prima, meglio, ok? Giusto per organizzarci. E il culto di Pasqua l'altra domenica, il 5 aprile, alle ore 8. Domani, stesso orario, 10:30, il culto di Pasqua, il 5 aprile, inizia alle 8. Jonas mi ha detto che se per caso non partecipate ad un gruppo di studio, i vostri genitori non partecipano ad un gruppo di studio, come ci sarà la colazione, voi potete cercare Jonas e Clelia per sapere cosa potete portare per contribuire a questa colazione. Ok? Bene? Tutti gli avvisi? Ah sì, attenti perché cambia l'ora stasera, attenti per non arrivare in ritardo domani. Ok? Basta sull'altra persona?